perché la sua vita artistica, i suoi riconoscimenti migliori sono stati proprio a Ginevra, dove è vissuto 35 anni. Facendo il barbiere, anche il parrucchiere per signora, affinato da quando sono e il pittore. Dopo la casualità del fare il pittore ve la dice. Io volevo dire, Questo tipo di pittura qua che è difficile da integrare. Ecco, allora credo che richieda così un percorso, qualche riflessione che poi procede qui. E io mi avevo pensato, questo per me è 930, il quale propone una figura di donna. Il fatto è, all'inizio del Novecento, questa figura di donna era sintesi di un certo pensiero che va tra fine 800 e 900. Non vogliamo ricorrere ai modelli accademici, come deve essere questo, non vogliamo fare un elemento che tutti possono fare, ma facciamo qualcosa di diverso, qualcosa che non sarà mai uguale a un altro, qualcosa di magico. Perché? Perché uno non si propone di rappresentare la donna che vede, ma prende soltanto la roccia e dalla roccia si ispira all'idea di donna. Quindi è il nome. Quindi non è questo, quindi non c'è nulla di accademico, ma è tutto di fantasia, di pensiero, anche di casualità, per cui l'elemento è irripetibile, perché non ci potrà mai essere una roccia identica che permetta questa linea e l'altra. Questa qua credo che sia proprio la sintesi di questo pensiero, perché del fine 800 inizio 900, perché ci porta all'elemento fantastico, all'elemento simbolico, all'elemento anche mitologico della fantasia. Il mito, cos'è che, dove ci porta il mito? Il mito ci porta alla nostra infanzia. Quando noi trasformavamo il manico di scopa in un cavallo, questo fa il massimo della fantasia. In quel momento, anche se utilizzato in altre, sempre con altro manico di scopa, però è irrepetibile, perché è quel momento che unisce la fantasia, si unisce il pensiero, unisce il senso. Questa qua è l'idea però il mito dove porta? Il mito porta immediatamente ai feticci e ai simboli del mondo africano. Ma c'è un motivo ovviamente, perché proprio dell'Africa. In quel periodo l'Europa era protesa alla conquista coloniale, soprattutto dell'Africa, quello era il suo desiderio. E siccome l'Africa presentava questi elementi, gli attori del colonialismo di allora, che non erano di certo artisti, hanno ben pensato di portare dall'Africa una serie di questi lavori e li esporre, ma non col fine artistico, assolutamente. Loro li calcolavano come espressione del popolo, cioè una testimonianza a carattere etnografico. No, sì, Morris, non ricordo più. La bellezza di questi tessuti è c'è anche Del Re, il quale mi sono segnata la frase di l'arte di questa, all'arte africana, questa arte primitiva è una follia d'espressione. E questa frasetta se la prendono gli evoluzionisti, i quali per la follia che hanno calcato le orme della follia di espressione, proprio dello stato d'animo, dell'espressione che lo portava al massimo, sia come forme, sia come colore. Magari non rispettando la linea accademica del disegno, ma mettendo l'animosità. I critici invece cosa fanno? I critici guardano quest'arte prima e la combattono. Non si rivolgono a questo, ma si rivolgono all'alto medioevo. Cioè l'alto medioevo non è l'altro, una rappresentazione a scapito della figurazione reale, a favore dell'animo, della proposta interiore che si con i cromatismi che voi sapete le fusioni, perché erano demoniache, no? Quindi colori puri. Nativus vuol dire, mi segnava latino, che non sbaglia l'accento, perché latino, primitivo, e è da allora che poi si dice il naif jugoslavo, come niente vero, perché il naif si è propagato ed ha trovato in forme diverse, e ognuno
parla di corrente, si parla di atteggiamento. C'è il Messico, la Spagna, la Francia, la Jugoslavia, la Germania, in tutti questi territori ci sono forme di pittura naif che si regge sulle certe personalità che sanno esprimere con semplicità. Ce n'è un altro che è Ligabue. Ligabue va in comparazione perché qualcuno dice non è vero che è un naif, perché tutti i naif tutto sommato danno un senso di pazienza, un senso di sentimento, un senso di poesia. Allora qualcuno dice, diciamo che qua c'è il piede del sentimento, è aggressività, ma la verità è che questo è un ma è anche questo un Ligabue. Qualsiasi artista è la preoccupazione degli addetti ai lavori. Solo chi veramente è contro ogni compromesso non si interessa a questa forzata a servizio. In questi casi del naif soltanto non è corrente di pensiero, è soltanto un atteggiamento che poi trova riscontro sulle tecniche in maniere diverse ma con dei denominatori comuni. Mi piace anche questa, Stroscio dipinge senza intermediari, ciò che ti appare direttamente, ciò che la vita quotidiana e l'osservanza di oggetti lo sensibilizza e lo affascina, lo turba e lo fa sognare, contenendo quell'effetto di immediatezza da cui è coinvolto in qual modo lo stesso animo. Per concludere, è un artista di notevole carica emotiva, questo non si legge immediatamente, di una conoscenza tecnica non indifferente. Terminiamo il servizio per la Val Cantuna con il super presidente Francesca Lauria Pinter. Un commento finale su questa splendida serata di Antonino Stroscio. Bene, noi abbiamo avuto il piacere di essere un gruppo. Il gruppo era piccolo numericamente perché i nostri soci sono sparsi in tutta la provincia, ma un gruppo attento che ha goduto, diciamo, del percorso naturale che abbiamo cercato di fare per arrivare a questa pittura naif che a Ginevra definivano naif psicologico e che come tutti i naif è particolare e quindi anche Stroscio si presenta come una pittura particolare che però risponde ai canoni del naif, cioè al colore puro, alla luminosità, alla originalità, al senso di poesia e alla mancanza di grammatica della pittura nei termini classici, però ha una composizione che coinvolge e che si fa capire e che è gradevole perché è delicata. Si può dire altro, ma forse basta. Grazie. E come sempre, e come sempre bravissima in qualsiasi situazione. Come sempre molto gentile. E infatti, grazie ancora, e dalla Val Cantuna è tutto. Grazie a voi.